Una riflessione condivisa sui cambiamenti climatici e gli effetti sul territorio è l'iniziativa sposata dai GAL del Veneto. I 9 GAL del Veneto, insieme all'Associazione Veneta ASVES per lo sviluppo sostenibile, hanno inteso organizzare una serie di incontri volti a sensibilizzare gli attori dei territori nei confronti degli attuali problemi climatici, sociali, economici e sanitari che i territori stanno conoscendo. Sono proprio i territori, con le comunità che lavorano in questi, a poter dare una risposta concreta alla risoluzione di questi problemi. Oltre a sviluppare una riflessione, è importante mettere in pratica alcuni principi. Per ridare fiducia ai territori e migliorare il loro attivismo civico, imprenditoriale e istituzionale, i GAL del Veneto hanno voluto organizzare un programma di incontri per dare la consapevolezza a questi attori del territorio di quali sono gli strumenti e gli approcci migliori da utilizzare per porre in essere dei programmi di sviluppo innovativi. Il programma è ricco. Gli incontri si svolgeranno a iniziare da lunedì 21 dicembre e seguiranno nel mese di gennaio e febbraio. Durante questi incontri saranno coinvolti dei relatori di caratura molto elevata e internazionale, a iniziare da lunedì 21, dove parteciperà il professor Enrico Giovannini, già Ministro del Lavoro e Presidente dell'Istat. Seguiranno 2 incontri l'11 di gennaio e il 1 di febbraio, dove parteciperanno Di Marco, coordinatore di ASVIS, Alleanza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, e nel mese di febbraio il professor sociologo Giovanni Carrosio. Come si può partecipare? È possibile iscriversi attraverso un modulo online rintracciabile all'interno del sito del GAL Prealpi e Dolomiti o nei siti dei 9 GAL del Veneto.